Bentrovati, oggi è il 22 maggio, partiamo subito con i giornali di Padova, la rassegna stampa che riguarda la provincia padovana. Si parte con Il Mattino, giungla esami del sangue tra prenotazioni e attese. Tutto è cambiato dopo la pandemia, serve l'appuntamento e si aspettano anche 3 settimane, se invece si vuole farli subito si va dal privato con costi spesso molto variabili. La dottoressa Franca Benini è Cavaliere della Repubblica, lo troviamo di spalla, e 4 ragazzi fermati dall'arma in auto, l'arsenale per lo scasso, questo a Este, dai carabinieri. C'è una bella fotonotizia del tram Padova, cantieri PNRR a Padova, avanzamento al 41%, sforzi concentrati sul completamento del tram. Ancora a Montà, un pusher arrestato e sequestrata la vettura al cliente, sempre le notizie che hanno dato i carabinieri ieri e che poi arrivano sui giornali oggi. Così abbiamo scongiurato il cedimento dell'Argine, Croce Rossa in Romagna, la Croce Rossa Veneta. Sapete che il Veneto sta dando una grossissima mano all'Emilia Romagna. Andiamo a vedere su Gazzettino anche che cosa si dice. Opera sui diritti umani, la Cina diserta la Biennale, e a Treviso droga hostess arrestata in Arabia ed è un equivoco, però intanto lei è finita in galera. Alluvione, rimborsi e via le tasse. E a Treviso scompare dopo il lavoro, trovata morta giallo sul Piave. Io che pesavo 90 kg, ora sono una miss, la svolta di Maria Antonietta prima della finale veneta. Su Corriere della Sera non c'è, sapete, lunedì il Corriere del Veneto. Andiamo a vedere i titoli che comunque riguardano anche la nostra zona. Romagna, piano per gli aiuti, Meloni, tra gli alluvionati possiamo rinascere forti, useremo anche i fondi dell'Unione Europea. E poi qui vedete il caso Trevigiano, 23 anni in cella da settimane, l'ultimo video in hotel, il mistero della hostess arrestata in Arabia. L'intervista di Berlusconi a Lato: sì, è stata dura, ho sentito affetto, rinnovo il partito. Andiamo anche a vedere la nostra prima pagina, weekend di controlli e multe nel Padovano, vedete, insomma, questo è un articolo molto lungo, se volete un po' in tutte le località. Bancali a fuoco, coinvolte e bombole di gas, perde il controllo del furgone, si ribalta sulla strada, è morto purtroppo il conducente. E anche nella Marca sono stati fatti molti controlli con parecchie multe. Bene, è tutto per le notizie di oggi a partire dalla provincia di Padova. A domani.